Mandi mularie! Se avessi visto questo video, o sui sicuro che us plus o che us interessa la lingua furlana. Allora, becco lì, siete curiosità sulle nostre biele marilenghe. Che qui sa la ancora chi non lo sapesse. 1. La forma interrogativa si forma come per inglese. Esatto, si vi sai gli esercizi a scuola? Who are you? I am Mark. Chiarai bene la posizione del soggetto you e dal verbo are, in te domande e in te risposte. Si sono cambiati di questo. Questo al succede anche tal furlan. Cui sei tu? O soi Mark. La unica differenza è che il pronome sia attaccato dal verbo. 2. I dis de settimane e han geners differenze tal furlan e tal italiano. Proprio così, per italiano, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato sono due masculini e domenica è femminile. Per furlan invece te ovin il lunes, il martas, il miercus, la ioibe, il vinars, la sabide e la domenica. 4 masculini e 3 femminili. Vi ho mai fatto caso? 3. I cognomi si declinano al femminile. L'indenata favela di geners. Il furlan anda 2, il masculino e il femminile. Come quasi tutte le altre lingue romaniche. Ma sapete che la differenza si sente anche tra i cognomi? Sì, perché la sur di un ipotetico Joseph Bortolus, per furlan è diventa Maria Bortolusse, un caso nominato. La scrittora furlane Caterina Percude, per italiano Caterina Percotto, che era figlia di Antoni Percut. 4. Perché per furlan bambino si dice al frut? Frut è una delle parole furlane più conosciute, ma perché doprino proprio un termine che non si riguarda la botanica? I furlans sanno che i fruits hanno nasi in sotto fueis des vergis? Frut alven dal latin fructum, che vuol proprio di pome. Forse che stus alven de cristianità. Dal Vangelo di Luca si dice Benedictus fructus ventris tui, intendendo che Gesù è il frutto dal ventre di Maria, o ben il prodotto del concepimento, come il miluc per miluciare. 5. Si la chiate anche a Gerusalemme, un altro fatto che la fa con la religione. Il furlan si la chiate in time pues lontans dal Friuli. Ma forse non si aspettais di chiatarlo te città sante per eccellenza, Gerusalemme. E invece, se in che città o vai a vedere la chiesa del Paternoster, o vedrei su un muro col test del preghiere pari inestri, voltate in pace c'è lenghis del mondo, e fra questi è anche il furlan. Sis, c'è muzzi leia la lettera C. Tal furlan scritto, o vediamo una lettera che non esiste all'alfabeto italiano. O feveli dal C con la cediglia, o ben chest, che al puesta davanti di una A, di una O o di una U. Va bene, ma c'è muzzi leial. Tal furlan standard al corrisponde al son C, di ciabatte, dolce, pucciui e vien denant. Ma, e questa è il biel del furlan, testantis variantis si può lei in altri dos manieris. Per esempio, ciabatte si può lei zavate o savate. E di questo si usa di che in questo o che l'altro paese si cicche, si zicche o si sicche. Siet. Anche a Trieste si fevelava per furlan. Queste vi dovete tirare fur davanti ai vostri samistri estins. Fino a qualche secolo in daur, a Trieste si fevelava il tergiestin, una lingua nevore d'ogni dal furlan, che dal 600 e gliel'ha mancul fino a sparire. I ultimi che la fevelavano erano un gruppo di famiglie di aristocrazia, chiamati gli stredis chiasadis. Insomma, a Trieste il furlan era la lingua dei nobili. Troppi di questi siete curiosità sapevi già? Fatemelo sapere ai commenti e vi sai di fraccal polear e di iscriversi al canale. Mandi!